neonato tra i ricoverati in terapia intensiva per Covid in Veneto. Lo ha reso noto oggi il governatore Zaia. La mamma si era negativizzata poco prima del parto. Cinquantenne padovano arrestato dalla polizia per aver abusato della figlia di 10 anni e della sua amichetta. L'indagine è scattata dal racconto della vittima, ora adolescente, indagata anche la madre che sapeva tutto. Grave incidente questa mattina a Portogruaro, 17enne investito da un autobus dell'azienda di trasporti Trevigiana Mom, il ragazzino in gravi condizioni. Il caso di Walter Onichini, ieri sera al Ring, l'intervista esclusiva alla moglie Sara, al telefono gli ho detto resisti per noi, Zaia, Mattarella gli conceda la grazia. Femminicidio di Montecchio, giovedì mattina i funerali di Alessandra Zorzin, la mamma 21enne uccisa dal 37enne padovano che poi è fuggito e si è tolto la vita. Le discoteche potrebbero riaprire con una capienza al 75% con Green Pass, il governo ne discuterà a fine mese, il sindacato dei locali da ballo no alle mascherine. Dopo un anno e mezzo di stop forzato a causa del Covid tornano a cantare assieme i coristi veneziani del più grande complesso vocale d'Italia. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque lo avete sentito, c'è anche un neonato tra i ricoverati in terapia intensiva per Covid in Veneto. Lo ha reso noto oggi il presidente della regione Zaia durante il punto stampa a Palazzo Balbi a Venezia. Purtroppo parecchie gestanti hanno avuto qualche guaio, peraltro abbiamo... Adesso non so se lo posso dire, ma non ci sono i dati, in un ospedale del Veneto abbiamo anche un neonato da madre Covid, peraltro negativizzata, poi dopo un po' partorito, adesso abbiamo un neonato che da quello che mi hanno detto è Covid e in terapia intensiva. Un neonato positivo al coronavirus è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova. Quello del vaccino anti-Covid alle donne incinta è un tema delicato per il quale, ha rilevato Zaia, inizialmente si sono sentite indicazioni contrastanti. Il tema delle donne in gravidanza è un tema che non ci porta a dire lo sapevate, povere, molte gestanti hanno avuto indicazioni all'inizio e penso sia stato bene così di attendere e fare il vaccino. Adesso vedo che la comunità scientifica dice fate il vaccino perché il costo-beneficio è a favore del beneficio, visto considerato che se poi vi infettate durante le fasi magari terminali della gravidanza qualche guaio potete averlo. Nelle ultime 24 ore il Veneto ha registrato 3 decessi e 457 nuovi contagi. Attualmente in regione ci sono quasi 12.000 positivi con un'incidenza dello 0,85%. Dati che hanno fatto lievemente crescere la pressione sugli ospedali e si legge in questo senso la delibera di giunta che rinnova la facoltà dei direttori generali delle aziende sanitarie all'acquisizione di prestazioni esterne. Doverosa, visto considerato che abbiamo 500.000 prestazioni in arretrato, perché il Covid, ricordiamo, non fa danni solo alla salute di chi se lo becca e magari finisce in ospedale o si ammala o ha ancora gli esiti del Covid, ma c'è anche chi non ha avuto il Covid ma ha avuto danni da Covid. Iniziata la campagna vaccinale per la terza dose nei soggetti fragili, Zaia ha parlato anche di una pianificazione per le persone che hanno un'età superiore agli 80 anni. Gradualmente poi il vaccino sarà allargato a chi lo desidera. Sarà inevitabile che quantomeno, il vaccino non è mai obbligatorio, ma ci sia un accesso volontario per tutti poi alla fine, no? Immagino che andrà a finire così. Nel primo anniversario della vittoria elettorale che lo ha confermato alla guida del Veneto, Zaia ha fatto il punto su quella che sarà la futura attività del Consiglio regionale. Il Consiglio deve normare per sburocratizzare, per rendere molto più easy la vita dei veneti. E noi siamo impegnati su molti fronti, no? Pensate ai fronti ambientali, pensate al fronte dei lavori pubblici enorme, insomma. Vedo anche dalla riunione che abbiamo fatto ieri, vedo che insomma, questo è l'intendimento che vogliamo portare avanti. Coronavirus e vaccini in gravidanza, l'appello del primario di ostetricia della ULSS 4, vaccinatevi come regalo per la mamma e per il bambino. Noi dobbiamo tenere presente che un buon 95%, 98% delle persone ricoverate nei reparti di malattie infettive sono non vaccinate e questo è un dato fondamentale che dovrebbe far riflettere la popolazione. Il problema non è solo della gravida, ma è anche delle persone che stanno attorno alla paziente gravida, i familiari. Io penso che vaccinare una donna in gravidanza
attorniarla di persone vaccinate sia un grande regalo che viene fatto alla paziente e anche al suo bambino. Visto l'incremento di contagi da coronavirus in gravidanza, diversi casi di pazienti partorienti non vaccinate anche nel territorio della ULSS 4 che manifestano forti problemi legati al sistema respiratorio con possibili rischi anche per il nascituro, spiega il primario di ostetricia. Vuol dire che non ha una buona capacità ventilatoria, vuol dire che non esiste una buona ossigenazione e questo può avere delle ripercussioni sul feto. In fase di studio la trasmissibilità del Covid dalla donna in gravidanza al bambino. La trasmissione mamma-bambino è un evento raro. Esistono articoli di letteratura che mostrano che il Covid può essere trasmesso anche al bambino. La maggior parte degli articoli di letteratura dicono che la trasmissione si verifica nell'immediato post-parto. La positività delle donne incinte al Covid ha fatto emergere un altro dato, l'incremento dei parti prematuri. Per quale motivo? Perché è necessario intervenire nella donna che non è a termine in gravidanza per il fatto che questa è ospedalizzata in una situazione che può essere anche critica. Le pazienti in gravidanza da considerarsi tra i soggetti fragili, così infine da letteratura scientifica. Dice chiaramente il documento che è della fine di luglio, dice che non esistono delle controindicazioni alla vaccinazione in gravidanza. È stato il racconto puntuale di due ragazze adesso adolescenti a portare gli investigatori della squadra mobile di Padova all'arresto del padre di una delle due accusato di violenza sessuale aggravata e continuata, denunciata per favoreggiamento anche la moglie dell'indagato. Le molestie erano andate avanti per 3 anni, dal 2016 al 2019, movimenti insidiosi, attenzioni sgradite con intenti chiari nei confronti delle due bambine che stavano diventando ragazze, una la figlia, l'altra la sua amica, anche mentre dormivano. Con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata in carcere è finito un 50enne di Abano Terme, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Padova. Un'indagine condotta dagli agenti della squadra mobile è partita a maggio, dopo che una psicologa dell'azienda ospedaliera aveva segnalato le circostanze emerse durante i colloqui con un adolescente seguita per disturbi alimentari. La ragazza aveva descritto che dall'età di 10 anni subiva le attenzioni dell'uomo, il padre dell'amica, che le aveva confidato di essere stata oggetto delle stesse molestie. Dalle intercettazioni e dal racconto delle due adolescenti sentite da agenti specializzati nei locali che la Questura di Padova ha creato per l'ascolto protetto, si sono delineati anni segnati da episodi di violenze e molestie che hanno portato all'emissione della misura cautelare. Coinvolta in questa vicenda anche una delle madri, che ha registrato di nascosto il colloquio della figlia fornendolo alla moglie dell'arrestato. La donna per questa condotta è stata iscritta nel registro degli indagati per il reato di favoreggiamento personale. Ed ora il caso di Walter Onichini, appello per una grazia almeno parziale dalla moglie Sara, ieri sera ospite in esclusiva di Ring. Nell'intervista il racconto del momento più duro di questi 8 anni di battaglie e di speranza che la politica non strumentalizzi il suo caso. Dobbiamo tentare tutte le strade. Se fosse anche una grazia parziale per noi sarebbe molto importante, in modo che Walter potesse avere comunque delle misure alternative di detenzione, dei domiciliari, comunque dei lavori socialmente utili, in modo che possa ritornare alla sua famiglia. In 8 anni è il momento più duro per Sara e i suoi 2 bambini, ma non c'è alcuna voglia di arrendersi. Walter Onichini la sua voce non è riuscita a sentirla sabato sera al sit-in davanti al carcere di Venezia, ma sapeva che la moglie era lì. Dal momento in cui è entrato in cella la comunicazione è soprattutto via telefono, 10 minuti al giorno per dirsi tutto. In queste telefonate l'ho sentito molto provato, molto giù. Io gli ho semplicemente detto che deve resistere per noi, per la sua famiglia, per i suoi bambini. Ci sono davvero tante persone che sono dalla parte di Walter, deve resistere. La rabbia è sempre lì, come un fuoco che non si spegne. In 8 anni noi abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre avuto una speranza che ci fosse un trattamento perlomeno equo nella chiusura di questa storia. Invece così non è stato, tanto è vero che Walter è in carcere, invece il ladro insomma non è mai stato preso nonostante il mandato di cattura e sta facendo la sua bella vita.
Nell'aver ferito l'allora 24enne albanese e poi averlo caricato in auto lasciandolo su un campo è andato troppo oltre la legittima difesa secondo i giudici. Ma Sara ricorda come nel processo d'appello la stessa pubblica accusa dopo la riforma della legge avesse chiesto l'assoluzione. La giuria comunque non ha preso in considerazione questa cosa, insomma. Perché secondo lei? Non lo so, me lo sono chiesta tante volte. E poi la certezza interiore che quel furto in casa fosse preordinato grazie a un basista. Un raid partito da molto lontano è arrivato proprio a Legnaro. Il malvivente, tuttora impunito, al processo fu sibillino. Lui ha detto che era una persona che non conosceva, che sono partiti a caso e a caso sono arrivati davanti a casa mia. Al punto il giudice gli ha ricordato, lei si ricorda che è sotto giuramento e quindi ha giurato di dire la verità. E questa persona ha risposto: io pagherò per quello che non dico. Resta l'incubo di quella notte, la paura mai passata di essere totalmente vulnerabili nella propria casa. Chiediamo sicurezza nel mondo dove abitiamo, nel paese dove abitiamo, in quello che ci sta accanto. Se la politica non ha fatto nulla per la sicurezza, sembra dire Sara, allora rimedi adesso non abbandonando Walter, anche se resta la sensazione che il suo caso possa essere strumentalizzato. Non ne ho solo il timore. Vorrei dire che è quasi una certezza, perché purtroppo anche negli anni addietro la politica si è interessata del nostro caso quando era ora degli altri processi. Poi quando passa un po' l'onda si ferma un po' tutto. Ma spero che questa volta magari sia un po' diverso. E continuiamo a parlare del caso di Walter Onichini. Anche dal governatore Zaia l'appello al capo dello Stato perché conceda la grazia al macellaio in carcere per aver sparato al ladro. A me sembra che davanti a una condanna come questa, in altri casi fanno il giro del palo e non vedono neanche il carcere. Cioè, questo è il paese dell'impunità, Cioè, che non facciamo finta di essere in un paese dove c'è la punità, qui siamo nel paese dell'impunità. Mi rivolgo al capo dello Stato, che conosco essere persona sensibile davanti a una famiglia, davanti a quello che è accaduto, che fortunatamente non ha avuto il morto, e che quindi ci sia la grazia. Dall'altro però chiedo che nell'attesa quantomeno possa tornare a casa. Proviamo a immedesimarci, a metterci nei panni di Onichini che si trova un ladro in casa. È ovvio che saltano i freni inibitori, saltano tutti i meccanismi che una persona comunque si dà, no? C'è un elemento che è la paura, c'è un elemento che è quello della difesa del nido. Ci vorrei ricordare che Onichini ha 2 bambini, una moglie, c'è quella della difesa di un territorio, no? Quindi secondo me la comprensione è fondamentale. Penso che giustamente lì si sia trovata in preda al panico, perché solo in preda al panico, cioè non mi risulta che Walter Onichini sia un noto pistolero, non mi risulta che Walter Onichini ambisse a impallinare qualcuno prima o poi. Quindi io penso che questo sia un elemento da tenere molto in considerazione. Davanti a un terribile fatto come quello, come ci saremmo comportati noi? E quello che è accaduto è comunque segno di uno stato di ansia, di disperazione, di paura. Cioè, io non faccio il difensore di Onichini, però penso che debba essere visto tutto nel complesso questa vicenda. Io penso che a lui debbano essere riconosciute queste attenuanti. Tutti noi ci aspettavamo questo, no? Nessuno ha negato i fatti. Però l'unico fatto concreto dal punto di vista giuridico è che il ladro è libero e Onichini in galera. Grave incidente a Portogruaro, 17enne investito da un autobus dell'azienda di trasporti trevigiana MOM. Uno schianto, poi silenzio. Sono stati attimi di vera paura questa mattina intorno alle 6:50 a Portogruaro. Un giovane di 17 anni ha attraversato improvvisamente la strada ed è stato investito da una corriera extraurbana della MOM. Tutto sotto gli occhi di altri studenti che, come lui, stavano per andare a scuola. Il ragazzo era sceso dal furgone del padre, poi tutto è accaduto in un attimo. Nell'urto ha sfondato il cristallo del mezzo pubblico ed è volato sull'asfalto. Immediatamente è sceso l'autista per prestare i primi soccorsi, allertato anche il
del SUEM. Sembra che il 17enne residente a 100 Caomaggiore abbia perso i sensi per qualche istante. Stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Portogruaro. Ricoverato in chirurgia, ha riportato un trauma cranico, alcune fratture al torace e contusioni all'addome. Non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella stazione delle Corriere di Portogruaro. Il mezzo era partito da pochi minuti dal vicino deposito e stava per prendere servizio sulla linea 104 prevista in partenza alle 6:50 con destinazione Treviso. L'autobus aveva raggiunto l'autostazione e percorreva il tratto carrabile in corrispondenza della corsia 8. All'altezza dell'incrocio con la viabilità di ingresso al parcheggio adiacente all'autostazione, il ragazzo ha attraversato rapidamente la strada venendo investito. Sul posto è intervenuta anche la Postrada di Portogruaro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La nostra azienda si è messa immediatamente a disposizione degli inquirenti. Ci rimettiamo alle autorità inquirenti che si stanno occupando dei rilievi. In questo momento, afferma il presidente MOM Giacomo Colladon, vogliamo solo esprimere la nostra vicinanza al ragazzo e ai suoi familiari. Femminicidio Zorzin, giovedì l'ultimo addio ad Alessandra. Il magistrato ha firmato il nulla osta per celebrare il funerale, il lutto cittadino a Montecchio Maggiore. L'ultimo saluto ad Alessandra Zorzin sarà celebrato giovedì 23 settembre alle 10:30 al Duomo di Santa Maria e San Vitale a Montecchio Maggiore. Un minuto di silenzio sarà osservato prima di celebrare il funerale della giovane mamma, la 21enne freddata mercoledì scorso nella sua abitazione con un colpo di pistola esploso da Marco Turrin, il 37enne di Vigo d'Arzere, che poco dopo si è tolto la vita. Bandiere a mezz'asta, sarà osservato il lutto cittadino nei comuni di Montecchio Sovizzo, la città del compagno di Alessandra. Il sindaco Gianfranco Trapula ha invitato i titolari delle attività commerciali ad abbassare le serrande durante la celebrazione delle esequie per testimoniare la vicinanza alla famiglia da parte di una comunità scossa da un simile dramma. Traffico di rifiuti speciali dalla Campania al Veneto, sale a 14 il numero degli arrestati per le indagini Plastic Connection. Gli ultimi 2 sono stati eseguiti a Belluno e a Padova. Il bellunese Remo Dalla Santa rientrava dall'estero esattamente come il padovano Franco Rossetto. Ad attendergli hanno trovato i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Belluno, che stamattina li hanno arrestati completando l'esecuzione delle misure cautelari disposte a conclusione del primo filone di inchiesta Plastic Connection sul traffico illegale di rifiuti speciali fra Campania e Veneto. 22.000 tonnellate il quantitativo transitato negli ultimi 2 anni, rifiuti classificati con il codice 191212, cioè scarti di produzione che non possono più essere utilizzati né ripuliti, il cui smaltimento risultava particolarmente oneroso alle aziende casertane e della cintura nord di Napoli, da cui partivano i tir diretti nei siti produttivi di imprenditori veneti compiacenti. Come è accaduto per anni nell'area della Sappa a Fonzaso, oggi in mano a un curatore fallimentare che con il comune si stava occupando della bonifica dell'area e che ora con il sequestro giudiziario subirà un ritardo. Noi appunto col curatore fallimentare e anche con la collaborazione della provincia e della regione Veneto, che c'era un finanziamento, stavamo ultimando l'esportazione di tutta quell'ammasso di rifiuti di plastica, era tutto un po' indifferenziato che c'era all'interno di quell'area. Rifiuti cosiddetti a fine corsa d'ogni genere che venivano mescolati con altro materiale per la produzione di plastica scadente o che venivano ammassati in siti adiacenti alle aziende o addirittura portati allo smaltimento con sistemi truffaldini che consentivano di recuperare le sovvenzioni pubbliche del Consorzio per lo smaltimento della plastica. La notizia del nuovo sequestro dell'area alla Sappa di Fonzaso ha bloccato la bonifica ma non ha colto di sorpresa. Come era messa si capiva che c'era qualcosa che non funzionava. Ecco, il cumulo era da anni, un po' andava giù, poi risaliva, poi andava giù. La popolazione era preoccupata prima che si iniziasse la bonifica perché per un eventuale incendio avrebbe comportato, non so, lo sgombero di tutto il comune, non solo, forse fino a Feltre, perché là c'erano calcolate dalle 5 alle 6.000 tonnellate di rifiuti che se si incendiano materiale plastico avrebbero creato un disastro ecologico nella nostra valle. Un rischio in parte scongiurato in questi anni dal monitoraggio costante dei carabinieri del NIPAF, ma non del tutto escluso, visto che gli incendi restano l'unica via per eliminare la tracciabilità del rifiuto. Le discoteche potrebbero riaprire con una capienza al 75% e con Green Pass. Giannino Venerandi dell'Associazione Locali da Ballo auspica una riapertura senza mascherine. So che ai primi di ottobre appunto c'è un
un tavolo sul quale verrà discussa la riapertura, l'eventuale riapertura. Ci sono delle buone prospettive, ma ancora nulla di concreto. Discoteche ancora ferme al palo, escluse dal decreto che estende l'obbligo di Green Pass a tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre. Aspettavamo un provvedimento già a luglio e invece, dice Giannino Venerandi, siamo fermi da oltre 1 anno e mezzo nonostante avessimo presentato un protocollo di sicurezza per le riaperture approvato dal CTS. Noi chiediamo solo di poter tornare a lavorare garantendo un divertimento in sicurezza, altrimenti, continua Venerandi, si favoriscono fenomeni di assembramenti incontrollati come è accaduto durante quest'estate. Se possiamo stare sereni facendo accedere le persone col Green Pass e poi anche farle divertire, sarebbe una cosa che ci darebbe un modo di lavorare in maniera serena e toglieremo anche diciamo da luoghi abusivi tante persone che si stanno organizzando sempre di più. Io non so cosa succederà, per dirle, nella festa di Halloween, cosa succederà in giro per piazze piuttosto che in capannoni. Cioè noi saremo sacrificati a non far divertire le persone, ma non stanno a casa le persone. Intanto dal governo arrivano segnali positivi per il mondo delle discoteche, con il sottosegretario alla salute Costa che assicura che nella valutazione prevista a fine mese potranno essere inseriti anche questi locali. Qui daremo, spiega, una risposta. Importante è creare condizioni per riaprirli e si può anche iniziare con una capienza del 75% con Green Pass. Ancora da chiarire le modalità con cui si accederà alle discoteche, dove potrebbe essere richiesto l'uso della mascherina. È indicazione, spiega il sottosegretario, che ci darà il CTS. Il vaccino non esclude la possibilità del contagio, quindi ad oggi credo che il tema di togliere le mascherine al chiuso sia un tema da rimandare. Una possibilità che Venerandi vede però difficile da attuare. Per me la mascherina, dal momento in cui ci viene concesso di aprire con il Green Pass, la mascherina all'interno è difficile da farla tenere. Dopo 1 anno e mezzo di stop forzato a causa del Covid, tornano a cantare assieme i coristi veneziani del più grande complesso vocale d'Italia. Siamo molto contenti di essere qui stasera e speriamo che ci siano presto le condizioni per essere davvero di nuovo tutti insieme. Strafelice di cominciare, non vedevo l'ora, mi sembra un sogno che si avvera, davvero bellissimo. Per i coristi della veneziana Big Vocal Orchestra, con il suo organico di 300 voci, il coro più numeroso d'Italia, è la fine di un'attesa durata più di 500 giorni. Certo, in sala prove si può entrare in non più di 40 alla volta, col Green Pass opportunamente distanziati. Anzi, ai coristi è stata fornita anche una visiera trasparente sul volto. Però si può tornare finalmente a cantare assieme in presenza. Abbiamo ripreso con una formula ibrida, una formula che ci permettesse di poter comunque in diretta vivere le prove, parte in presenza, parte in diretta streaming a casa, in modo che il coro più numeroso d'Italia non debba, per colpa appunto di questi distanziamenti, rinunciare a nulla di quello che sono le sue prove. Mentre gli altri seguono le prove da casa, in presenza si alternano dei gruppi ridotti di coristi distribuiti secondo le 3 sezioni vocali. Durante il lockdown, peraltro, la Big Vocal Orchestra era riuscita ad organizzare delle video lezioni che consentivano ai coristi di esercitarsi da casa individualmente. Speriamo che presto questo momento finisca e quando finirà noi saremo pronti. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Bentrovati al meteo. Si mantiene buono il tempo sul nostro territorio grazie alla presenza dell'alta pressione. Con l'aiuto della nostra grafica vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 22 settembre. Sul Veneto tempo in prevalenza stabile, al mattino sarà possibile qualche nube con cielo localmente anche coperto, ma senza piogge degne di nota. Più sole invece a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove inizialmente il cielo risulterà molto nuvoloso, ampie schiarite soleggiate invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime tra 20 e 22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà asciutto ma con molte nubi in mattinata, a seguire invece sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime infine sui 22 gradi.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.